Il conformista è uno che di solito sta sempre dalla parte giusta. Il conformista ha tutte le risposte belle e chiare dentro la sua testa. È un concentrato di opinioni che tiene sotto il braccio duro 3 quotidiani, e quando ha voglia di pensare pensa per sentito dire. Capire tu non puoi, chiamale se vuoi, emozioni. Ecco qua, Lucio, questa è un'emozione. Mi si ha a polenta taragna, altro che la polenta rapida. La voleva vendermi a casoina, la polenta istantanea, ma se cucina in 5 minuti, non può mai nascere. La polenta che vuole un'ora, si chiama polenta, per quello, un'ora che vuole, altro che 5-10 minuti. Corre tutti che corre. Dove lei andare poi? Anche a fare la polenta e corre. Chi se può che sono? Sì, sono Giuseppe Besegato. Peppi, e lui chi sei? Ah, il signor Cucuzza, della previdenza sociale. Prego, si comoda. E venga pure dentro. Prego. Se non le spiace, se mettiamo in cucina, perché quasi è più caldo, sai, il termosifone in piso dopo mangiare, con quello che costa il riscaldamento. Ecco qua, collega, un attimo che gli dà una misciata alla polenta. Ecco fatto. Signor Cucuzza, immagino che io sia venuto per via della domanda di pensione di invalidità che ho presentato l'anno passato, è vero? Per quale handicap ho chiesto di ricevere pensione di invalidità civile? Perché vedo il mio cuore, la mia testa, per come chi si è conformati, non mi consente di vivere al pari degli altri. Perché è successo un fatto tragico, signor Cucuzza, che ha sconvolto la mia vita. E vede quei signori là con la barba, li riconosce? Ecco, questi do qua, insieme a tanti altri, gaffa io. E con loro se fa io il comunismo, signor Cucuzza. Gli ideali che sostenevano la mia etica, se fa io. Ma io non posso vivere altrimenti che seguendo meccanicamente quegli stessi ideali, continuando a rispettare un codice di comportamento che questa società non ritiene valido. Così facendo non riesco più ad adattarmi e per questo sono un handicappato. Ma se sono handicappato, cosa mi aspetta? Cosa mi aspetta? Esattamente, la pensione. Cosa lei mi chiede se sono un comunista o meno? Ma cosa che entra? Cosa che entra? Non c'è il comunismo, signor Cucuzza, che mi manca. Non sono uno stupido. A me mi manca il sogno comunista. È il sogno. Ogni uomo ha diritto ad un sogno. E quello comunista, per me, si è diventato un incubo. Ah, sicché mi parlù staria benissimo e dovrei andare a lavorare. E come faccio a lavorare, signor Cucuzza? Se mesi che non esco di casa, non che faccio ad andare per strada a guardare negli occhi le persone che par vivere, che da stinzare la propria dignità. Sì, la propria dignità. Perché a questo ha portato il conformismo al capitalismo vostro. Cosa c'è che dire che questa è la realtà e che tutti che avevano da fare i conti con la realtà? E senta bene, signor Cucuzza, che ora mi sforzerò di parlare sempre in italiano perché voglio essere sicuro che lei capisca perfettamente. Questa è la vostra realtà, non la mia.
Per lei è facile, signor Cucuzza, insegnare ai suoi figli che l'essere umano è di natura cattiva e che la gente parla, ma alla fine ognuno pensa ai fatti suoi. Io non potrei mai insegnare queste cose a mio figlio. Non gli potrei mai insegnare che sul lavoro non deve guardare in faccia a nessuno se vuole fare carriera, che votare serve solo ai politici che devono rubare. Per voi la gente sta bene e nessuno muore più di fame. E allora insegnate ai vostri figli solo stronzate, che il fumo fa male, che mangiamo troppa carne rossa, che ogni anno a Natale vengono distrutti troppo abeti. E chi se ne ciava, signor Cucuzza? Voi non mi volete aiutare. E allora insegnatemi a vivere come voi, a diventare un conformista, senza scrupoli e senza sensi di colpa. Altrimenti mettetemi in un mondo dove non esistano zingari, negri, poveri, disperati. Un mondo dove non si sappia quanti bambini muoiono di fame ogni giorno, mentre noi mangiamo le primizie. Abbiamo 6 televisori per famiglia e 2 macchine a testa. Mandatemi qualcuno che mi dimostri che è sano vivere immersi nelle emissioni di CO2 delle fabbriche che producono miliardi di cose inutili e sotto le nubi dei trattamenti chimici di un'agricoltura sempre più inquinata. Qualcuno che mi dimostri che vivere in questa società del capitalismo è giusto e che la vostra economia è la migliore nonostante le disparità sociali fra poche migliaia di ricchi e miliardi di poveri, nonostante il 1 milione di depressi che ogni anno si suicida, il doppio di quanti ne muoiono nelle vostre guerre scatenate dall'odio e dall'egoismo, dalla sete di potere, nonostante il vostro progresso stia violentando la terra, nonostante le colate di cemento e la falsa cultura del consumismo, il potere delle multinazionali della finanza speculativa che rischiano di portare la specie umana all'estinzione prima ancora che acquisisca consapevolezza della sua condizione. Come dice Osu? E vuole andare via. E per cosa? Perché non vuol più ascoltare quello che go da dirghe. Ah, beh no, ma prego, resti comoda, mi fa sua strada, venga. Arrivederci. E si ricordi, signor Cucuzza, che è solo un caso, se sono cadute le mie regole e non le sue, almeno per il momento. Ecco, mi è segata a capo, vai in monanca, Cucuzza. In un mondo che non ci vuole più il mio canto libero sei tu e l'immensità si apre intorno a noi al di là del limite degli occhi tuoi.